Nel posticipo della 14ª giornata il Portogruaro, reduce dalla vittoria in Coppa contro la Bassanese, fa visita ad un Permac Vittorio Veneto particolarmente in forma, reduce da 2 vittorie consecutive, entrambe di prestigio. Al Barison il primo tempo è particolarmente bloccato, questo deriva dalla ottima attitudine tattica di entrambe le formazioni. Qui vediamo 2 tentativi da parte di Tollardo. Quest'oggi era atteso anche il duello tra le 2 centravanti molto giovani, Tollardo e Brigiotti, entrambe a 12 centri. Vediamo qui una serie di tentativi da parte di entrambe le squadre. Arriviamo al 19esimo con il tentativo di Sordon. Fontana in presa plastica blocca il pallone. Possiamo vedere anche dalla camera retroporta questa azione. Primo tempo che attorno alla mezz'ora fa vedere le azioni più interessanti e la risposta del Portogallo con questo lancio in profondità per lo scatto di Menini. Daronc, perfetta nell'uscita. Arriviamo qui pochi minuti dopo al colpo di testa di Bardan su calcio d'angolo, blocca Fontana centralmente. Partita che da questo momento torna ad essere molto equilibrata. Entrambe le formazioni mostrano una interessante preparazione tattica di questo match che risulta di conseguenza molto bloccato. Intensità notevole da parte di tutte e 2 le formazioni. Con le immagini di Gabriele Zoia andiamo senza indugi nella ripresa. Colpo di testa al 7° da parte di Brigiotti fuori misura e 1 minuto dopo colpo di testa di Costantini e stavolta Daronc deve allungarsi. Notevole parata da parte della numero 1 locale. Miglior occasione fino a questo momento per le Granata. Vicine al vantaggio, secondo tempo decisamente più interessante quello che va in scena al Barison. Arriviamo al 12esimo, cross di Marchesin direttamente da calcio d'angolo, quasi gol olimpico, ancora una volta decisiva da Ronc. Sul ribaltamento di fronte però Lyon sfugge alla difesa, prova la conclusione dai 20 metri di poco fuori. 18esimo, Marchesin da calcio di punizione a centimetri dal gol dell'1-0. Vediamo qui un tentativo impreciso da parte di Sordon e arriviamo così al 26esimo. Lyon controlla in area e con il destro trova l'angolo alla sinistra di Fontana. Non ci può fare nulla stavolta la numero 1 Granata. Terzo gol in campionato per la classe 2003 Sordon e vantaggio per il Vittorio Veneto, che poi va vicino al gol anche in questa situazione con Sordon decisiva. Eravamo al 35esimo Marchesin e poi al 38esimo Lyon, scatenata decisamente la migliore in campo, parata ancora di Fontana. Il Porto ci prova con Marchesin, vedete, attorno al 40esimo e al 48esimo in pieno recupero Costantini, stop e tiro, blocca Daronc. Portogallo che cerca una tardiva risposta e al 50esimo c'è una grande occasione, cross della solita Marchesin, sfiora Piovesan, sfiora anche Lucchetta. Nessuna delle 2 riesce a colpire. Grande occasione in pieno recupero per il Porto, finisce però 1-0 ed è una vittoria meritata per un Falmec Permac in ottima forma. Un saluto da Davide Gasparotto.